Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, siamo su Magic Online, oggi vi presento il mazzo comendiano bianco-nero umani, insomma quasi tutto bianco con un tocco comendiano di nero. Questo mazzo secondo me è in mezzo tra un for fun buono e un super da torneo, mi ha fatto vincere parecchie partite, diciamo che ha bisogno di qualche ritocco, soprattutto di una carta che però costa, io sapete che ho la versione sia online che cartacea del mazzo perché insomma amo Magic, però la carta insomma in questione costa 50 euro in cartacea e 10 euro online, magari non la posso prendere, però intanto anche così insomma il mazzo è buono. Vabbè, basta sacolare, partiamo subito con 18 pianure, il formato è modern, 18 pianure, 18 terre, 4 fastland, cappella isolata che entra stappata se controlli almeno una pianura o una palude, 10 pianure e 4 foreste. E le paludi, scusate, che ho giocato tanto il bianco-verde in passato, quindi ho sempre queste foreste in testa. Ok, poi abbiamo, allora, vediamo le carte a costo 1. Abbiamo Campione del Popolo, è un Imper 4 che praticamente quando entra l'umano metti sempre un segnalino +1 su questa creatura, veramente devastante. Poi abbiamo Guardiano dell'Anima, che quando entra sempre al costo di 1 bianco, che quando entra una creatura o per me o per l'avversario guadagna un punto vita, e fa tra virgolette combo con delle carte che vediamo successivamente. E poi abbiamo il Viandante Navigato, sempre a costo 1, che tappandola e pagando 1, se ho meno terre dell'avversario, posso prendere una terra dal Grimorio e metterla in mano. E prenderla in mano e poi magari metterla in campo se mi mancano terre. Diciamo che questa carta è utile se ho poche terre in mano. Poi come rimozioni ne abbiamo 8, 4 e 4, Path to Exile, sempre al costo 1 bianco, esili una creatura avversaria, ma il suo controllore può prendere una terra dal Grimorio e Fatal Push, al costo 1 nero, che posso distruggere una creatura con costo di mana 2 inferiore se si usa l'abilità di rivolta, cioè che se una creatura muore in quel turno, posso distruggere una creatura con costo di mana 4 o inferiore. Poi abbiamo le carte a costo 2, abbiamo Tenente d'Italia, un bianco e un incolore, quando entra in campo do +1/+1 a tutti gli umani, quando un umano entra in campo lei prende +1, anche questa è fortissima. Sacerdote guerriero di Tune, sto cercando di ricordarmi l'italiano ragazzi, costa 2, quando entra in campo distruggo un incantesimo. Poi ecco abbiamo le carte, diciamo un po' le chicche comendiane, abbiamo in per 2 l'incantesimo Fioritura Amara Bitter Blossom, che praticamente nel mio mantenimento crea una pedina spiritello, Farabuto Spiritello 1/1 con volare. Diciamo che questa carta ha il malus che quando entra la creatura perde un punto vita, ma se ho in campo un guardiano dell'anima non perdo nessun punto vita, quindi buona. Poi abbiamo la super carta che è la chiccona comendiana, che però servirebbe secondo me in per 2 e in per 3, Dark Confident Oscuro. All'inizio del mio mantenimento pesco una carta, quindi praticamente pesco 2 carte perché questa più quella del turno, però quando pesco la carta per il Confident perdo punti vita pari al costo di mana di quella carta. Tipo se pesco il Campione del Popolo perdo un punto vita, se però pesco una carta che costa 5 di mana perdo anche 5, quindi questo è il rischio. Però mi ha fatto vincere tantissime partite, soprattutto qua online. Poi abbiamo il per 4, le carte a costo 3 abbiamo per 4 di Prigione Spettrale, che è praticamente una carta difensiva, è un incantesimo, quando lo metto in campo il mio avversario per attaccare mi deve sempre tappare due terre. Se, esempio, io ho 2 incantesimi in campo, lui per attaccarmi con una creatura deve tappare 4 terre, quindi è molto molto importante questo incantesimo, mi dà molta difesa. Poi abbiamo il Cacciatore di Demoni, al costo 3, sempre per 4, quando entra posso esiliare una creatura avversaria. Se il mio cacciatore muore, allora quella carta ritorna al suo proprietario. Poi abbiamo per 2 Tutela Oscura, che è praticamente la stessa cosa del Confident, solo che non costa niente, quindi l'ho presa per quello intanto. Costa 1 in più come mana, però lo stesso, pesco una carta addizionale, però perdo punti vita pari al costo di quella carta. E come 3 carte chiuse ho 3 angeli. Sorvegliante Angelica, Arcangelo di Tune e Angelo Flagellatore, costo 5 sempre, 3 in colore e 2 bianchi. Allora, l'Angelo Flagellatore a volare, attacco improvviso, legame vitale, protezione del demone e draghi, fortissima. L'Arcangelo di Tune ha legame vitale, quando guadagno punto vita metto un +1/+1 su ogni creatura, quindi fortissima, che fa combo comunque con Guardiano dell'Essenza e lo stesso Arcangelo di Turno che ha legame vitale e Angelo Flagellatore. E poi abbiamo il Sorvegliante Angelico, che praticamente se controllo sempre volare, ma se controllo un umano o un angelo, e il mazzo è fatto solo di angeli e umani, ha sia Hexproof, cioè antimalocchio, che indistruttibile, quindi non la butti giù con niente. Sul mazzo cartaceo ne ho anche un'altra, Messaggera di Guerra, che è un altro angelo,
che praticamente quando attacca prende +1/+1 e le magie umano e angeli mi costano 1 in meno per quanti segnalini ha quella creatura, quindi quella è molto forte. Però qua non ce l'ho. È un mazzo buono, secondo me ha fatto, cioè, spacca abbastanza i culi in generale, ne perde anche perché non è un mazzo certo da super competizioni, tornei mondiali, tutto quanto, però ne può vincere su 10 un 5, cioè secondo me la metà ne può vincere, ecco, cioè, è chiaro che dopo sai che al giocatore, è chiaro che io sono un giocatore diciamo, non dico le prime armi, però comunque con tanto ancora da imparare, quindi è normale che magari sto mazzo su un fenomeno è ancora più, può essere ancora più forte, ecco, perché comunque la fortuna è importante, ma devi anche saper giocare bene il mazzo che hai. È un mazzo relativamente poco costoso perché chiaramente con la tutela oscura e il confident non posso permettermi carte alte, ne ho solo 3 da 5 e chiaramente spero di non beccare con Dark Confident o con la tutela oscura. Io direi di andare, speriamo di fare una buona partita. Ragazzi, ci siamo, spero di non aver sparato cavolate, mi scuso, ripeto, non sono un espertissimo, quindi ci sta. Ok, vediamo. Beh, dai. Direi comunque di tenere la mano. Abbiamo 3 terre, keep. Comincia lui, speriamo che ci sia il blu, ma di solito c'è sempre perché si stronzi, mettono sempre il blu. E io proprio per il blu c'ho un odio che ho solo un mazzo che comprende il blu. Ok, rosso, può essere uno sparo. Ok, pesca 2 carte e scarta 2 carte. E c'è anche flashback. Ok, se pesca carte speriamo che magari, vuol dire che sicuramente non ha robe meravigliose in mano. Teoricamente, spero magari non è vero, però così subito, senza colpo ferire, così magari ha bisogno di qualcosa. E adesso vediamo, ok, è uscito feritura amara. Cominciamo con il campione del popolo. Questa è di solito una carta che mi seccano praticamente subito perché se si pompa ogni volta è molto molto forte. Vediamo se questo c'ha un mono rosso magari aggressivo. Così invece... ah no, rosso-nero. Mazzo del Bode. Bode... mantenimento... Ok. Praticamente se ho, quindi mi farà scartare carte probabilmente, perché se ho una carta o meno, da quello che ho capito, perdo 3 punti di vita. Bene. Ripeto, l'inglese non è proprio la mia lingua preferita, se sbaglio qualcosa nella traduzione mi scuso. Ok. Va bene. Tanto facciamo i 2 danni, salvo che non me la distrugga, ma non credo. Ok. Questo mi fa scartare carte al 100% se ha quella carta là. Questa è un po' pesante, io non ha... Oddio, madonna ragazzi, questa non l'ho mai vista. Bella. Bella carta, Max. Una terra che praticamente se la tappo da un incolore, se pago uno e tappo da 2 neri o un rosso nero, target creatura prende +2/+1 fino alla fine del turno. Sì, meno, scusa. Ah, -1, +2, -1, e me l'ha seccata, quindi ha capito che faccio molto affidamento su quella carta, maledetto. Quanto odio, quanto li odio, quanto li odio. Adesso non è che abbia in realtà grandissime cose. O rischiamo la tutela oscura, però senza niente in mano e pericolo. Ma rischiamo. Bisogna rischiare, ragazzi, sto gioco. Bisogna rischiare. Tanto ho carte poco costose, una è già dentro, solo 2 carte a costo 5, è possibile che proprio me le becca subito. Vai. Però mi dà una pescata in più ogni turno che non è male, contando che lui magari come si dice, mi può far scartare carte. Ok, dato altri 2 danni fatti, mo vediamo. 2 o 3 carte in mano. Vediamo cosa combina il porco di Max.
Cioè, ho visto che pescare tanto alla fine è positivo anche se è un malus. È chiaro che mi ha levato il guardiano dell'anima che mi dà punti vita e quindi insomma non è proprio il massimo. Questa cos'è? Ok. Scusate un attimo. Sto guardando questa carta, ok. Non male, una 5-5 così, non me la godo abbastanza. Adesso vediamo cosa pesco. Ok, ho perso un punto vita, quindi ci sta. Ci sta. Adesso qua ragazzi, io sinceramente le esilio subito, perché se lui mi fa scartare carte me lo toglie subito. È chiaro che gli regalo 5 punti vita. No, scusate, su questa no, su questa perché mi sto sbagliando con un'altra carta che ho sul mazzo, quello cartaceo. No, qua si può prendere una terra. Ok, però l'ho esiliata e vaffanculo sinceramente. Ok. Mi gioco anche questa è quella che se gioco una pianura e la tappo, metto una e posso prendere una terra e metterla in mano. Quindi in sto caso pescare 2 volte mi è servito. Mi ha dato una grossa mano. Poi comunque ho perso solo un punto vita, però ho preso il Path to Exile che mi ha tolto via quella 5-5 molto fastidiosa. Avevo fatta il push, però quella non la potevo buttare giù. No, l'altra carta che insomma mi sono sbagliato è delle spade, spighe, insomma se non me ne ricordo il nome diciamo ufficiale, però praticamente quella esila una creatura per il suo controllore e prende punti vita pari la forza. Però è un'altra carta che ho perso. Ho davvero tante carte ragazzi che non mi ricordo più neanche carte che ho. Adesso vediamo cosa combina sto qua. 4 danni alla creatura. Ok. Mi fa 3 danni a me, 3 danni alla creatura. Bene, questa è una bella mazzata. Ha tolto 3 punti a me e 3 punti. E ha tolto anche la creatura campione del popolo. Vediamo cosa pesco. Qua ho perso 3 punti vita però, Intanto facciamo così. 1, 2, 3, 4. Ah no, non posso, cazzo. Non posso giocarlo. Perché ne avevo 4 e 4. Vabbè, allora... non è che posso far molto in realtà, mettiamo questa che adesso diciamo serve a poco perché non ha creature, però per attaccarmi deve tappare 2 terre. Dai Vecchio, dai, questa è molto famosa, la conosco anch'io, insomma dai. Dai Vecchio, su. Ok. Che bello, attacco con 1, evviva! Siamo 13 pari. Purtroppo sono stato un po' sfortunato, ci siamo beccato una costo 3 che mi ha tolto via 3 punti vita e comunque è una carta anche poco utile perché adesso mettere la prigione spettrale serve a poco. Vediamo cosa gioca il porco. Ok. Ok, quando non ho carte in mano... al mantenimento del giocatore... Il giocatore non ha una carta in mano, pesca una carta e perdi un punto vita. Ok. Ragazzi, giocando a interpretarle, certo, li capisco dopo che fa l'abilità. Sinceramente, vediamo cosa mi fa. Non perdo punti vita, godo. Io la secco subito, sinceramente. Non voglio rischiare. Ciao Beppe. Il problema è che non posso ancora mettere niente, però cerco di evitargli qualsiasi carta, sinceramente, in questo momento. Così non pesca neanche... con quella carta poteva pescare, probabilmente ha problemi, ha poca roba secondo me in mano. Infatti, appunto.
Dai, non farmi perdere punti. Un punto vita ho perso, quindi neanche male. 3, 5. Mettiamo questa. Io aspetto un attimo a mettere il ciccione. A mettere l'Arcangelo di Tune o il sorvegliante Angelica perché... Ok. Perfetto. È entrato questo, ridistruggo l'incantesimo. Ok. Diciamo che è una mano curiosa, eh. Sto sfruttando finora anche il suo non pescare perché comunque non è messo benissimo. Però neanche io non ho fatto una pescata devastante, quindi... Però il pescare una carta in più ti dà un vantaggio, non c'è niente da fare. Questo non ha trovato niente, probabilmente lui aspetterà forse... Ok. Beh, però attenzione, eh. Devo stare attento perché sono a 9. Devo mettere il ciccione. 2, 3, 4 e 5. Ok, fin tanto controllo un umano o un angelo indistruttibile e antimalocchio. Ok. Ok. Adesso lo portiamo a 7 teoricamente. Aia, no. Termine, questa ce l'ha il bode, è fortissima, non può essere rigenerata. Per fortuna il mio angelo è ancora indistruttibile antimalocchio, però non ci voleva questo. Speriamo di pescare una... al prossimo mantenimento di non perdere tanti punti vita. Vediamo cosa pesco. Beh, un punto vita ho perso, dai, poteva andare peggio. Poteva decisamente... Ah, niente. Si è ritirato, lo metto, ha capito che è finita. Oh yes. Quindi vittoria così, tranquillissima. Proviamo un altro match. Ragazzi, finalmente riusciamo a giocare, veramente non ho trovato partito, o a parte le 2 partite che però hanno concesso subito e quindi ha poco senso. Vediamo cosa riusciamo a fare, diciamo che c'è più gente la sera, quindi mi conviene giocare di sera. Insomma, ok. Non è una gran mano, ma la teniamo. Vai. Comincia lui. Ok. Tocca a noi. Tante terre che servono a poco. Lui comunque è un verde, speriamo sia buono verde, che magari mi dà più tempo anche a me, se è un mono verde diciamo tra virgolette lento. Ecco, appena detto. Ammazza, bella questa. Creatura a terra. Appena detto. Ancora terra, Dio santo. Vediamo così capisco subito se posso usarla. Mi dà fastidio sta carta. Adesso lui si cerca una terra. Che per carità, soprattutto all'inizio è un bel bonus, però mi sembrava molto forte sinceramente. Anche perché non ho una gran mano, quindi è bene che lei va via subito creature. Porca miseria. Difensore, raggiungere. Ok, alla difesa pari al numero di foreste che controlla. Da quell'incantesimo intanto lo levo subito dai maroni. Perché...
Ciao. Dai, vecchio, su. Ok. Quello è l'unico incantesimo che c'è. Yes. Ok. Ottimo. Vabbè, combattimento non possiamo farlo, difetto di evocazione. Sì, però, Billy, Madonna del Signore, credo che devi pensare adesso. C'ho tante terre, ancora. Italy. Ok, guadagna punto vita, una creatura entra in campo di battaglia. Altro incantesimo fastidioso. Questa è una 0-4. Ancora, mamma mia. 4. Mettiamo il campione del popolo. Mi rischio anche un fatal push. Magari a poco in mano, speriamo. È più una speranza che... Così almeno ne facciamo un 2 danni. C'è dopo l'angelo flagellatore che è fortissimo, volare, primo attacco improvviso, legame vitale, protezione da demoni e draghi. Quella è buona. Comunque veramente purtroppo è difficile registrare partite bellissime, magari ti capitano offline, è vero che cioè si registrano quindi posso far vedere una partita registrata, però è più bella dal vivo. Mi fa strano che non possa mettere proprio niente. Oh, noi lo cazziamo e speriamo. Angelo flagellatore. Purtroppo il campione del popolo non si potenza perché non è entrato un umano. Ho un altro fatal push buono. Le 3 carte in mano. Adesso 4 chiaramente, 15 a 20. Non ha veramente niente? Ok. Vabbè, chiaramente non vado a mettere l'umano perché non è creatura. E vediamo se me lo fa attaccare. O se ha qualche idea, nebbia, non so, qualche cosa che riesce a prevenire il danno. No. L'hai messo troppo male, ragazzi, eh? Mi sono a 25. Certo, non è proprio una partita emozionante, però, eh? Oh, ma che sfiga, quando si registra è sempre così. In attesa, paga, vediamo cosa mette. Ah, un muro. Un muro. Ok, boss. Guadagna un punto vita che lo dà lui. Ok, diventa una 1-6. In attesa di Billy. Bell'uomo Billy. Sempre stato un bell'uomo Billy. Ci giochiamo questa. Il push fatale, la spinta fatale. Vediamo se può fare qualcosa.
in attesa di Billy. Io ci provo. In attesa di Billy. E va a vincere, yes! Però partita del cavo ne facciamo un'altra, che palle, oh. O concedono subito, o non trovi niente o vinci così. Sfiga. La partita di oggi abbiamo 2 vittorie all'attivo. Partiamo per primi. E abbiamo una mano, la più bella del mondo. Non lo so se è più bella del mondo, però teniamo. Ok, contro Tourist siamo, quindi questo va in vacanza. Ok, a Muriga a 6. E tiene la mano a 6. Ok. Speriamo che non ci sia... guarda che sfiga. Adesso vedo. No, l'epic fail. Speriamo non ci sia il blu. Se c'è il blu, sono cazzi. Un turista col blu, sono dolori. Anche lui, con arroganza. L'arroganza di quest'uomo. L'arroganza di quest'uomo è devastante. Ok. Speriamo non sia un mazzo che fa scartare carte, perché proprio lo soffro tantissimo con sto mazzo qua. Beazcla. Non porta una creatura entra sul campo di battaglia. Il giocatore incantato perde un punto vita, tu guadagni un punto vita. Bene. Vabbè, tanto c'ho quello, insomma. Fotte sega, fotte sega. Ho bisogno di più bianco, però. Che palle, però. Cioè, rimango a 20. E lui guadagna punti di vita. Bel stronzo. È il classico porco lui, attenzione, quindi, perché è un turista porco. Gioca anche lui su guadagnare punti di vita. La cosa non mi piace per niente. Ma è possibile che devo trovare le carte, mazzi che hanno le... Drana, volare, attacco improvviso, diletto fa danno da combattimento al giocatore, +1/+1 per ogni creatura che attacca, che controlla. Non mi piace sta carta, non mi piace per niente. La secchiamo subito. Lui si prende la terra, vabbè, prenditela. Solo che mi serve una pianura. No, su 4, cioè, ho 4 paludi, ne ho trovate 2. Cioè, solo il cuore fa ste robe, cioè. Ok, siamo a 22. Ho l'arcangelo di Tune in mano, però difficilmente lo potrò... Ancora, ma sei una merda allora. Meno male che guadagno punti di vita, almeno mago qui. Dobbiamo annullarlo il porco. Non arrivano terre. Ok. E adesso faccio una rischiata delle mie, una rischiata cumendiana. Fioritura amara. E vaffanculo. Ma sì. Ma sì. Ok. Vediamo che si inventa il turista. Un bell'uomo il turista, comunque lo vedi proprio. Lo percepisci, lo percepisci. Adesso lui attacca. Si mette il segnalino teoricamente. Ok. Eccolo là, boh, perfetto, bravo. Paghi qualcosa, cosa metti in campo? Oh, il tatuatore diabolico, scegli una carta, ve la conosco bene, insomma praticamente si sceglie una carta e la mette in mano, se la mette in mano. Speriamo non sia una carta proprio pesante. Tutore diabolico, vediamo che si mette in mano il porco. Vabbè,
Ma che te metti in mano, Beppe? Ho capito. Se la sta scegliendo accuratamente perché ha bisogno della carta che... Certo che vedere però un bianco o nero prima e un nero adesso, cioè stiamo vedendo pochi colori, diciamo. Ecco, bravo, ti sei messo la carta che ti fa vincere tutto, bravo. Mi stai piacendo così. Ok. Fioritura, perdo. In realtà guadagno un punto vita perché non so che cazzo fa. Vabbè, comunque perfetto. Molto good. Molto molto good. Allora intanto fermo una roba. Tap. E ci prendiamo una bella cappella isolata. Che piazziamo qua. Dopo ci giochiamo 1 e 2. Mettiamo sto stronzo qua. Ridistruggiamo l'incantesimo. Ok. E ci prendiamo anche un po' di point. Allora, 1, 2. E queste non posso. Siamo a 24. Lui c'ha 1, 2, 3, 4. Vabbè, tante, ok. Poi quindi posso rifare il procedimento di mettermi una terra se lui non mi distrugge chiaramente il viandante navigato. Però il turista si è scelto una carta, eh. Quindi vediamo cosa si è preso. Adesso mi distrugge tutte le creature, stai a vedere. Vabbè, noi lo facciamo attaccare, non abbiamo alternative in questo momento. Tanto i remover arriveranno prima o poi, spero. Sento che lui si pompa bene, eh. Ecco, lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo, maledetto. Adesso perdo un punto vita così. Che bello. 1, 2, 3, 4, 5. La devo cazzare assolutamente. E vediamo cosa lui. Vediamo se ne ha un'altra. Cioè, è pesantina la faccenda, eh. Diciamo che per questo diciamo una specie di ira di Dio, tra virgolette, io la mia carta preferita ira di Dio che è bianca, costa 4. Target player. Ok. Ok, si prende le carte del cimitero. Perdo 2 punti di vita, lui guadagna 2 punti di vita. Oh, ma cioè, c'hai un culo che è più grande di non so cosa. La carta perfetta. The perfect card. Guarda, te la tolgo subito. Ciao, ciao. Proprio ciao, amore, ciao. Prenditi pure quello che vuoi. Fotte seghe. Ok. La riesco sperando che... Vediamo se lo stronzo c'è ancora che distrugge tutto. Io la rischio sinceramente. Tanto. Si guadagna un po' di punti vita. E tutte le creature prendono più uno quando guadagnano punti vita. Questo che era Arcangelo, bellissima. Adesso lui mi fa perdere 2 punti vita, penso. E può prendere una carta dal cimitero. Ok, brava. Ok. Ok, quindi probabilmente hai preso quella che distrugge tutto, forse. Bisogna capire, bisogna capire. Ok. Qua bisogna attaccarlo assolutamente.
3. Attacco con tutto e vaffanculo. Non ho altre alternative. Ok. Ok. Vabbè, sono a 5-6, però solo probabilmente mi distruggerà tutto. Spero di no. Vigile, ok. Ha 0 carte in mano, però. Cercando di capire cosa voglia fare. Ah, mi sta esiliando le mie carte. Adesso guadagnerà punti vita probabilmente. Oppure... ok. Adesso vediamo cosa fa. Basta, ha capito che è finita. Niente, raga, partite così sono venute fuori. A questo punto teniamo queste 3. Comunque faremo rivedere sto mazzo assolutamente. E niente, un sotto raccomandone veneziano. Ciao, vecchio mio, sei una persona fantastica. Ciao!